benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Finte ristrutturazioni all'Istituto Scolastico Alessandro Volta di Palermo. Arrestati 3 imprenditori, ipotizzato il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Movida violenta a Palermo, il brutale pestaggio serale ai danni di un quindicenne da parte di 4 ragazzi che volevano impossessarsi del suo cellulare fa crescere le preoccupazioni per la sicurezza. La sorella dell'aggredito lancia un appello ai nostri microfoni. La giornata mondiale dell'ambiente è dedicata quest'anno all'inquinamento causato dalla plastica. Individuate 3 buone pratiche: riciclo, riuso, riduzione. Intanto crescono le malattie correlate al clima e ai suoi cambiamenti. Siracusa tra Messina e Italia, tra apparentamenti e polemiche, si accende la campagna elettorale nell'unico capoluogo che il prossimo fine settimana andrà al ballottaggio. La rivoluzione di Cateno De Luca a Taormina, dagli introiti mancati nelle casse comunali in occasione degli eventi al Teatro Antico a Tao Arte. Il nuovo sindaco rivendica maggiori riconoscimenti per il territorio. La grande opera in jazz, il celebre pianista Danilo Rea incanta al Teatro Bellini di Catania con i suoi duetti virtuali con le stelle della lirica del Novecento. Calcio, con l'arrivo del presidente Pellegrini in città, per il Catania è il tempo delle scelte. Dopo la trasformazione in società di capitali si decideranno budget e nuovo allenatore. Bentrovati. Avrebbero realizzato lavori al risparmio o addirittura fantasma nell'Istituto Scolastico Alessandro Volta di Palermo, mettendo a rischio la sicurezza degli studenti, e con questa accusa sono scattati gli arresti domiciliari per 3 imprenditori, ai quali è stato contestato il reato di truffa aggravata per il conseguimento di fondi pubblici. Natale Bruno. Lavori mai effettuati, altri realizzati al risparmio a danno della sicurezza degli studenti e del personale. Ancora una scuola al centro di truffe e maneggi a Palermo. Dopo il caso clamoroso dell'arresto della preside della Falcone dello Zen, adesso scattano 3 provvedimenti cautelari per gli arresti domiciliari a carico di altrettanti imprenditori eseguiti dai carabinieri sulla base delle indagini coordinate dai procuratori europei delegati dall'European Public Prosecution Office di Palermo per truffa aggravata e per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Al centro l'Istituto Superiore Cittadino Alessandro Volta. L'indagine, condotta da novembre del 2021 a giugno del 2022 dalla sezione EPPO del Nucleo Investigativo di Palermo e denominata Volta, si è avvalsa di appostamenti e sopralluoghi nelle diverse fasi dei lavori di ristrutturazione. In particolare, i destinatari del provvedimento, attuando un meccanismo consolidato nel tempo, avrebbero effettuato lavori di manutenzione e ristrutturazione attraverso il metodo dei subappalti a cascata e delle fatturazioni fittizie, percependo attraverso il risparmio o addirittura il mancato utilizzo di materiale o la mancata o incompleta realizzazione delle opere contabilizzate profitti ai danni dei progetti di ristrutturazione dell'edilizia scolastica finanziati dall'Unione Europea della sicurezza tecnico-strutturale delle opere. Lavorazioni a risparmio eseguite in taluni casi artigianalmente da maestranze non specializzate e prive delle relative certificazioni a scapito della sicurezza degli studenti e del personale scolastico, come nel caso delle porte antincendio installate su telai non conformi e con meccanismi di sblocco non efficienti. Documentata la mancata realizzazione del massetto dei servizi igienici, fatturato regolarmente per intero, ma di fatto realizzato solo sulla carta, così come sulla carta risultava il montaggio di materiale regolarmente spesato e mai consegnato. Si è proceduto anche al sequestro per equivalente per un valore di 140.000 euro, quale quantificazione preliminare dell'illecito profitto. Palermo è la movida violenta, in città cresce la preoccupazione per la sicurezza dopo il feroce pestaggio in centro ai danni di un quindicenne da parte di 4 ragazze che volevano impossessarsi del suo cellulare. La sorella lancia un appello ai social e ai nostri microfoni, dice: aiutateci a trovare chi ha aggredito mio fratello. Roberta Lunghi.
picchiato selvaggiamente. Nella Palermo di notte, quella che a volte diventa violenta e feroce, c'è un'altra vittima di pestaggio. Sabato notte un ragazzo palermitano stava uscendo dalla discesa dei Giovenchi con un coetaneo. All'incrocio con via Macheda è stato fermato da 4 ragazzi, 3 maschi e una femmina di età compresa tra i 20 e i 25 anni che volevano impossessarsi del cellulare del giovane. Dopo il no del giovanissimo è scattato il pestaggio, contusioni, volto tumefatto, denti spaccati. Il ragazzo, ancora in stato di shock, non è stato in grado di ricostruire perfettamente la dinamica dell'aggressione. La sorella del quindicenne ha lanciato un appello social al fine di trovare i balordi che hanno compiuto questa violenta aggressione. Sono qui per chiedere con il cuore in mano un aiuto da parte di tutti. Chi sa qualcosa deve parlare. In piena notte, dopo aver subito l'aggressione, mio fratello, col volto sanguinante, ha cercato aiuto andando verso il Teatro Massimo, trovandosi 2 carabinieri che lo hanno soccorso immediatamente. So che si tratta di una zona super frequentata, soprattutto a quell'ora, quindi per favore un video, una testimonianza anche in forma anonima potrà permetterci di risalire a queste bestie. Aiutateci. E oggi in via Macheda alcuni commercianti ci confermano che questa strada piena di turisti fino al tramonto diventa poi nella notte pericolosa. Soprattutto ci sono le traverse che sono proprio indicibili, ma quello che fa più paura è vedere questo abbandono senza una presenza reale. Non so se la notte appunto è transitata anche da polizia comunque, perché di giorno ne passano tantissimi e infatti dico la situazione è molto sotto controllo. Nel caso invece della notte dico, penso che se realmente è così che ci sono diverse aggressioni si dovrebbe aumentare comunque la vigilanza. A breve la famiglia del ragazzo picchiato sporgerà denuncia verso ignoti, ma un fascicolo è già stato aperto d'ufficio dai carabinieri. Il servizio, come avete sentito, era realizzato da Marco Gullà. Adesso altre notizie. In cambio di 4.000 euro avrebbe redatto un certificato medico in cui si sosteneva falsamente la dipendenza dalla cocaina di un detenuto in un'inchiesta per omicidio, con l'obiettivo di attenuare il suo regime restrittivo. Questa è l'accusa contestata dalla Procura di Siracusa a una dirigente medico della SPA Aretusea, indagata per corruzione e peculato. Alla dottoressa i militari della Guardia di Finanza hanno notificato la misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio di pubblico ufficio o servizio e il divieto temporaneo di esercitare la professione medica per la durata complessiva di 8 mesi. Oggi si celebra la giornata mondiale dell'ambiente, focalizzata quest'anno sull'inquinamento causato dalla plastica che invade il nostro pianeta e compromette la nostra salute. Individuate 3 buone pratiche: riciclo, riuso, riduzione. Giusy Lazzara. Elimina l'inquinamento della plastica, chiaro e diretto, quasi un imperativo, quello della Giornata Mondiale dell'Ambiente voluta dalle Nazioni Unite nel 1973. Sono passati 50 anni e l'importanza di preservare il nostro pianeta diventa sempre più urgente. L'aria, l'acqua e la terra sono invase da sostanze inquinanti, prima fra tutte la plastica. Si stima che ogni anno si producono 430 milioni di tonnellate di plastica, metà delle quali progettate per essere utilizzate una sola volta. Di questi meno del 10% viene riciclato, ricorda l'ONU, aggiungendo che ogni anno circa 19-23 milioni di tonnellate finiscono nei laghi, nei fiumi e nei mari, quasi quanto il peso di 2200 torri Eiffel tutte insieme. Altro capitolo preoccupante riguarda le microplastiche fino a 5 mm di diametro presenti nel cibo, nell'acqua e nell'aria, e ogni persona sembra che consumi più di 50.000 particelle di plastica all'anno, molte di più se si considera l'inalazione. Sono 3 le parole scelte per la Giornata Mondiale dell'Ambiente. Riuso consentirebbe di avere un taglio del 30% dell'inquinamento nei prossimi 17 anni. Riciclo per un ulteriore 20% in meno fino al 50%, eliminando i sussidi ai combustibili fossili. Riduzione. Orientando la produzione si arriverebbe al 17% in meno usando materiali alternativi. La plastica deve essere gestita in maniera più efficace e coordinata, coinvolgendo tutti gli attori, dalle istituzioni alle aziende fino alle persone e alle città in cui vivono. Lo chiedono da sempre i volontari di Plastic Free. Ci sentiamo soli in queste attività
è necessario che le istituzioni facciano la loro parte, non solo a ripulire, a raccogliere rifiuti come di ordinaria amministrazione, ma creare e fare delle attività di monitoraggio che sia costante e efficace, con successive multe. Un impegno globale che deve coinvolgere tutti nella salvaguardia del nostro pianeta. C'è un altro rischio strettamente collegato all'ambiente e ai cambiamenti climatici, quello dell'aumento dell'aggressività delle malattie trasmesse da animali e insetti. Al momento sono 20 i virus sorvegliati speciali in tutto il mondo. Eva Spampinato. L'allarme è lanciato dalla SITI, Società Italiana di Igiene, in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente. In Italia è previsto un aumento del rischio e dell'aggressività delle malattie infettive correlate al clima e in particolare quelle causate da vettori come le zanzare, come la malaria, il dengue e la febbre del West Nile, oltre che patologie trasmesse da pappataci e zecche. Sì, esiste certamente il rischio ed è collegato a tutta una serie di fattori in cui l'uomo ha un ruolo fondamentale, cioè la siccità intanto e quindi i cambiamenti climatici con appunto la riduzione della disponibilità di acqua potabile, la vicinanza di animali che prima stavano nelle foreste e a causa della deforestazione si sono sempre più avvicinati all'uomo, soprattutto pipistrelli e pangolino, che hanno ovviamente dei virus che potenzialmente a causa del salto di specie possono sicuramente passare all'uomo. Il professore Jacobello conferma l'importanza di adottare un approccio multidisciplinare. Viene detta con un termine inglese One Health, cioè un'unica salute sia degli animali come anche dell'uomo, ma anche delle piante e dell'ambiente. I cambiamenti degli ecosistemi, dettati dalle attività umane, sono in grado di influenzare molteplici vie di trasmissione delle malattie infettive, aumentando così il rischio di nuove epidemie. Il 75% delle infezioni cosiddette emergenti sono considerate delle zoonosi, cioè si trasmettono direttamente dagli animali, ma anche e soprattutto attraverso i vettori, quindi zanzare, plebotomi, zecche, pappataci, si trasmettono all'uomo. Non è un problema che riguarda il singolo individuo, è un problema che riguarda la sanità pubblica. Bisognerà quindi intervenire intanto modificando alcuni comportamenti che sono ovviamente sbagliati. Primo fra tutti ovviamente cercare di bonificare le aree dal quadro di siccità, portare delle acque potabili, migliorare quindi la condizione ambientale. Al momento sono 20 i virus sorvegliati speciali in tutto il mondo. C'è il dengue, chikungunya, zika, West Nile, che vengono trasmesse dalle zanzare. In quest'ottica risulta essenziale investire nelle infrastrutture, nella pulizia dei corsi d'acqua e nella ristrutturazione della rete idrica. Traffico in tilt da questa mattina sulla circonvallazione di Catania in seguito a nuovi lavori di riqualificazione del manto stradale, del rifacimento dei marciapiedi e della bonifica degli alberi lungo il tratto dalla viale Odorico da Pordenone fino all'incrocio con viale Fleming sulle due carreggiate. I lavori proseguiranno su questa parte dell'arteria catanese per circa 10 giorni, sabato compreso, con la prospettiva di un alleggerimento del traffico in vista dell'imminente chiusura delle scuole. Anche queste opere di sistemazione fanno parte del progetto che riguarda la complessiva riqualificazione della circonvallazione di Catania da Ognina fino a Montepo e ritorno per un totale di 10 chilometri. Un autista soccorritore del 118 è stato arrestato dai carabinieri dopo un lungo inseguimento a Ramacca, mentre trasportava 37 dosi di cocaina e un coltello con una lama di 15 cm. L'uomo si è giustificato sostenendo di andare di fretta perché doveva recarsi al lavoro, essendo l'unico automobilista dell'ambulanza, ma la dichiarazione non è valsa ad evitare il controllo e così il 47enne, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti
porto ingiustificato di oggetti atti a offendere e interruzione di pubblico servizio, è stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Amministrative, Siracusa è l'unico capoluogo siciliano che andrà al ballottaggio. Il prossimo fine settimana la città è chiamata ancora una volta al voto per scegliere il nuovo sindaco. Scaduto il termine per gli apparentamenti, la campagna elettorale diventa sempre più accesa tra accordi e mal di pancia. Francesco Aloi. Ancora qualche giorno e a Siracusa sarà ballottaggio. Intanto in città gli animi si riscaldano sempre più. Appoggeranno il candidato del centrodestra Messina, anche l'ex sindaco Garozzo e Mangiafico. Nella coalizione però c'è un po' di mal di pancia. La Democrazia Cristiana pare voglia staccarsi per sostenere Italia. Non ritengo ci siano problemi e che se c'è qualche sbavatura sarà sistemata in corso d'opera. Il sindaco uscente potrà contare su Bandiera, che al primo turno aveva corso con 3 liste civiche. Una di queste, l'UDC, però si è sganciata a favore di Messina. È chiaro che quando si integrano dei programmi, questi programmi poi vanno realizzati e Bandiera è la persona più adatta e anche più coerente politicamente rispetto alla mia proposta politica. Non tutti gli apparentamenti piacciono agli elettori e sui social sono tanti i post di critica. Intanto uno dei temi principali su cui si gioca la partita è la mobilità, le piste ciclabili soprattutto. Tutte le persone che sia nella precedente giunta che nel precedente consiglio comunale hanno votato le piste ciclabili sono insieme a Ferdinando Messina, che era presidente della commissione viabilità e trasporti. Il consiglio comunale ha deliberato i chilometri e il fatto che bisognava realizzare le piste ciclabili, le modalità, intendo il biciplan e la delibera di giunta che approvava il progetto esecutivo, è in corpo all'amministrazione Italia. E pare che il PD, che sosteneva Renata Giunta, arrivata terza, starà a guardare. L'unica certezza è che da lunedì ci sarà un sindaco, nuovo o vecchio, lo sceglieranno i siracusani. A Taormina comincia la rivoluzione del nuovo sindaco De Luca, ieri ospite dell'ultima puntata del Punto su Telecolor. Nel mirino gli introiti dei grandi eventi non lasciano un euro al comune, dice il primo cittadino. Luca Ciliberti. Cateno scatenato. Il nuovo sindaco di Taormina adesso vuole conto e ragione e dai microfoni del Punto su Telecolor tuona contro quelli che lui chiama i buffi di questi ultimi anni. La prima meta turistica siciliana, centro di arte e cultura, necessita di una riorganizzazione complessiva che parta dal comune. E allora Scateno non perde tempo. Alle porte dell'estate il primo obiettivo è fare cassa anche con i grandi eventi del Teatro Antico che da Taormina transitano senza lasciare nulla nelle casse pubbliche, a detta del nuovo sindaco. L'altro giorno sono stati un giro a conti fatti di 300.000 euro. Scusate, ma 300.000 euro ne pagano forse 10.000 per il teatro, perché ora hanno aumentato un pochino il canone. Dopodiché il comune di Taormina ci siamo trovati, io anche a fare il vigile urbano, perché ne abbiamo 2 e gli altri ce li ha concessi la polizia metropolitana. Dopodiché non avete idea, ovviamente, quello che rimane, perché 4.000 biglietti, sostanzialmente era il massimo ieri, l'altro ieri quando ci sono stati votati. Scusatemi, e io che sto a fare? Taormina, giugno, luglio, agosto non ha bisogno di food e malavindita. Parliamoci chiaramente. L'obiettivo sono gli organizzatori degli eventi e dei concerti che dal canto loro si dicono disponibili al dialogo, ma rifiutano l'idea di fare solo cassa, spiegando che la ricaduta sul territorio tra hotel, cene, parcheggio e tassa di soggiorno equivarrebbe a 7 volte circa l'incasso di ogni singolo evento. Ma De Luca non ci sta. Per andare al Teatro Greco si passa dalla strada di cui è proprietario il comune di Taormina, tanto per chiarirci, per cui domani notifico già questa decisione, che si apra subito un tavolo immediatamente, perché io non intendo più spendere un solo euro, faccio un'ordinanza e non faccio passare più nessuno e così facciamo ridere l'Italia. E poi bisogna mettere mani al caos tra le vie della cittadina, soprattutto nei mesi estivi. Credo che tutti sanno che se passeggi nel corso principale di Taormina fino alle 10, 10 e mezzo c'è una situazione incredibile, 20-30 mezzi di carico e scarico, non solo, anche col servizio di raccolta dei rifiuti che blocca totalmente Taormina, e ovviamente questo non è consentito. De Luca annuncia che non si insedierà nel CDA della Fondazione Taormina Arte, di fatto a maggioranza regionale, e non risparmia neppure il presidente Schifani, che domani dovrebbe fare visita all'ospedale di Taormina. Prepareremo la delibera
Messina per uscire da Arte, in quanto il comune non ha conferito neanche i suoi beni. Quindi ci troviamo con una situazione paradossale, dei beni che sono finalizzati al raggiungimento di obiettivi che non sono stati però conferiti. Ma nessuno se n'è accorto. A questo aggiungo che il bilancio di Arte del 2023 non esiste, per cui si sta agendo in questo momento a colpi di penna, tanto siamo abituati a pagare i buffi di queste situazioni. Comincia la calda e lunga estate di Taormina, con Scateno protagonista. Musica, Danilo Rea porta al Teatro Massimo Bellini la grande opera in jazz. Il celebre pianista ha duettato virtualmente con le stelle della lirica del Novecento. Eva Spappinato. Il duetto è virtuale, ma l'incanto è reale. Ecco cosa accade quando un mito del jazz come Danilo Rea incontra le stelle della lirica del Novecento, seppur a distanza di uno schermo. E questa è l'idea di partenza dello spettacolo La grande opera in jazz, Danilo Rea e le stelle del canto, una carrellata in cui il celebre pluripremiato virtuoso del pianoforte si lascia ispirare dall'estro dell'improvvisazione e accompagna le voci di Maria Callas, Caruso, Mario del Monaco, Beniamino Gigli, Amelita Galli-Curci, Alma Gluck, Giacomo Lauri Volpi. Palcoscenico degli speciali duetti il Teatro Massimo Bellini di Catania. Grazie alla tecnologia, le più prestigiose voci liriche del secolo scorso, estratte da registrazioni storiche, sono tornate a vivere e vibrare in una chiave inedita, in cui il ritmo è dettato da uno dei maggiori esponenti del jazz italiano e internazionale. Melodia e improvvisazione sono le passioni del pianista vicentino, amatissimo dal pubblico. Studi classici, rock e pop influenzano la sua formazione e convergono, attraverso il jazz, in uno spettacolo in cui Rea rende il suo personale omaggio in chiave jazz ai mitici cantanti lirici del Novecento italiano. Meraviglia, facciamo una breve pausa, subito dopo il calcio con le scelte del Catania per la Serie C. State con noi. Rieccoci con il calcio, a breve atteso a Catania il rientro di Ross Pelligra. Nei prossimi 15 giorni saranno poste le basi per il campionato di Serie C e la prima operazione riguarderà la trasformazione in società di capitali della SSD. Tra i nodi da sciogliere anche la scelta del nuovo allenatore, Angelo Gagliano. 2 settimane fitte di impegni ma soprattutto di decisioni. Il ritorno di Ross Pelligra a Catania segna di fatto l'avvio della nuova stagione, quella del ritorno tra i professionisti dei colori rosso-azzurri. Agenda, come detto, fitta di impegni per il presidente del Catania, che ha già cerchiato in rosso alcune date. Sono quelle legate all'iscrizione del club alla prossima stagione. Primo e determinante passo sarà comunque la trasformazione in società di capitali dell'attuale SSD. Contestualmente verrà anche fissato il budget per pianificare la prossima stagione. Il gruppo Pelligra avrebbe deciso di mettere a disposizione della dirigenza etnea circa 10 milioni di euro. Entro il 15 giugno il Catania dovrà comunicare alla Lega la disponibilità dello stadio per le partite interne e in questo senso i lavori di restyling del Massimino non incideranno. Il giorno dopo invece la dirigenza rossoazzurra dovrà confermare la partecipazione delle rappresentative giovanili ai campionati di riferimento. Entro il 20 giugno poi va presentata la domanda di iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro, accompagnata da fideiussioni bancaria o assicurativa. Sul fronte tecnico invece il nodo da sciogliere è la scelta del nuovo allenatore. Concluso come sembra il rapporto con Giovanni Ferraro, sono almeno 3 i profili su cui la dirigenza etnea sta riflettendo. Oltre all'ex allenatore di Venezia e Sud Tirol Ivan Javorčić e a Luca Tabbiani, ultima stagione alla Fiorenzuola, resta attuale il nome di Michele Pazienza, mentre sono in discesa le quotazioni di Francesco Baldini. La decisione dovrebbe arrivare già entro questa settimana. Nel frattempo il DS Antonello Laneri sta scandagliando il mercato alla ricerca di rinforzi.
Lutto nel mondo del calcio catanese e siciliano per la scomparsa improvvisa di Santo Palma, ex direttore sportivo del Ragusa Calcio con lunghi trascorsi in numerosi club isolani. Aveva da poco compiuto 50 anni, a portarlo via un malore improvviso. Movida, non c'è città grande o piccola, di mare o no, che non ne abbia ormai almeno una, con le conseguenze che sappiamo, il caso violento gravissimo di Palermo che abbiamo appena sentito, ma anche Baccano. Fino a tarda notte, motorini che sgasano, sgusciando anche in controsenso, voci festanti, cori, musica ai tavoli di bar e ristoranti all'aperto senza limiti di orario, clacson e code ai margini dell'area festaiola. Ora però arriva un'ammonizione che vale, almeno in teoria, in ogni città. La Cassazione ha dato ragione a una coppia di Brescia esasperata dai rumori della movida locale. Ottenuto un primo risarcimento di 50.000 euro, se lo sono visti sottrarre per un ricorso vinto dal comune. Ma poi la Corte Suprema ha detto definitivamente sì a moglie e marito insonni per il trambusto, stabilendo che spetta al comune garantire la tutela del privato che lamenti la lesione di un diritto alla salute. E quindi un nuovo processo dovrà stabilire l'indennizzo per inquinamento acustico, perché di questo si tratta. Quindi vedremo adesso se ci sarà un effetto valanga di cause ai comuni ospiti delle movide. Sarebbe dirompente e già che ci siamo sarebbe anche ora che ci si occupasse seriamente della mala movida. Avete sentito poco fa i fatti di Palermo, quella con il suo corredo di violenza, degrado, vandalismo e atti di bullismo. Ci fermiamo qui, TG Sicilia torna alle 20, grazie e buon pomeriggio.